Nel segno di Muyesan è il titolo del libro numero 19 di Basilio Borgo, presentato al Circolo Empedocleo. Il libro della collana L'Acragas a colori ripercorre il campionato di Serie C, Girone C 1966-67. In copertina una foto dell'Acragas di quella stagione. Basilio Borgo nella prefazione racconta della partita Acragas-Bari, quando l'Esseneto, scrive, sembrava l'Olimpico di Roma. 100 libri rimane la meta. Pensi di dedicarne uno all'Acragas che non c'è più, magari con un titolo Il suicidio bianco-azzurro? Ma io veramente ho un libro pronto di 3 anni fa, quello del primo Serie C, che sono pronto, però insomma, speravo che in una nuova dirigenza, che magari con persone che capiscono anche di questo tipo di cose, perché sanno che i libri, specialmente sul calcio, pagano alla fine, perché restano nella memoria come, dei tifosi. Quindi il discorso di qua, ma io insomma, sinceramente non ci ho pensato, sinceramente. Cioè, l'ideale sarebbe fare un libro con questo titolo, però sfogliarlo a pagine bianche, questo sarebbe l'ideale. Il libro è un omaggio al Bari e ricordi anche tuo cognato Pippo, recentemente scomparso. Sì, diciamo che mentre questo libro era in tipografia, purtroppo abbiamo avuto questa diciamo, disgrazia, che mio cognato Pippo, che era più piccolo di me, però era una persona navigata, è un imprenditore, costruttore, ha realizzato la mia casa a Casteltermine, per cui ci tenevo a ricordarlo nel libro, che era l'ultimo mio libro che avevo preparato. Il libro parla del campionato 1966-67, già io ero geometra, ero diplomato nell'anno della frana, l'anno prima, e quindi l'anno prima noi avevamo incontrato il Bari, alla seconda giornata l'avevamo presentato nel libro, quello Salernitana Doce, se ti ricordi, e che avevamo battuto il Bari 1-0. Questa volta invece è andato in maniera diversa. Intanto il Bari era più forte l'anno prima, perché avevamo deciso, perché il Bari non poteva stare in Serie C, una squadra che veniva dalla Serie A per ritornare in Serie A, come in effetti poi è tornato dopo 2 anni. In quell'anno all'andata l'Acragas impattò come un bel pareggio lo Stadio della Vittoria, con un pareggio di Bertolotti nella ripresa. Nel ritorno, che l'Acragas era in una fase, sempre nel giorno del ritorno della Serie C, aveva sempre qualche problema, corse e ricorsi storici, anche un problema anche monetario, e veniva da 2 sconfitte consecutive fuori casa, e allora questo col Bari doveva essere diciamo, la partita della rinascita. E purtroppo nei primi minuti Franzoli, il centravanti siracusa nell'Acragas, grande centravanti, molto generoso, così mancò il calcio di rigore. E a quel punto scatena Muyesan e segnò l'1-0, e nella ripresa poi triplicò con il gol della staffa di Alessi.